rapinata al cimitero di Chiarano, attimi di terrore stamane per un 88enne che è rimasta ferita e sotto shock, caccia al rapinatore che le ha strappato la borsa con dentro 50 euro. Ex insegnante di religione al collegio Barbarigo, animatore nelle parrocchie del Padovano, un 37enne della Marca è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale aggravata su 7 minori. Atterreranno in serata a Milano il trevigiano Stefano Vanini e gli altri italiani della crociera scientifica alle Maldive, in cui sono morti 5 sub, domani prima immersione per recuperare i corpi dei dispersi. Sconcerto tra Marostica e Pianezza, colpo accidentale ferisce un 35enne mentre un gruppo di amici sparava ai cartelli stradali. A Paese, campo da calcio e centro giovani parrocchiale chiusi per gli atti vandalici provocati dai ragazzi. Incontro con le famiglie per capire come riaprire in sicurezza. La carica dei 16.000 runner che oggi hanno pacificamente invaso la città per la terza edizione della DJ10, confermato che la corsa farà tappa a Treviso anche l'anno prossimo. La storia di Nicolò Mandruzzato, 22enne moglianese in viaggio in moto verso Capo Nord in ricordo dell'amato nonno Franco. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano, l'avete sentito, un'anziana è stata aggredita e rapinata questa mattina al cimitero di Chiarano. Attimi di terrore per un 88enne che è rimasta ferita e sotto shock, caccia al rapinatore che le ha strappato la borsa con dentro 50 euro. Si vede ancora la macchia di sangue sul vialetto del cimitero di Chiarano, dove un'anziana è stata aggredita da un uomo che le ha strappato la borsetta. Domenica alle 10:30 del mattino la signora, che ha 88 anni e vive poco distante, approfittando della giornata di sole si reca al cimitero in bicicletta. Dopo aver fatto visita ai propri cari defunti, l'anziana si avvia verso l'uscita. In quel momento il camposanto è vuoto e non ci sono testimoni della violenza che si consuma dopo pochi istanti. All'improvviso un uomo aggredisce l'88enne alle spalle, la colpisce al volto, afferra la borsa e scappa. La donna cade a terra, batte la testa ma trova la forza, nonostante lo spavento, di rialzarsi, avviarsi all'uscita del camposanto ed attirare l'attenzione di un passante che la aiuta. Subito vengono allertati i soccorsi, sul posto i sanitari del 118 e di carabinieri. Viene avvisato tempestivamente anche il figlio dell'anziana, che con i sanitari l'accompagna all'ospedale di Oderzo. La signora ha riportato una ferita alla fronte ed è in stato di shock. I carabinieri di Cessalto conducono le indagini. A breve verranno acquisite le immagini delle telecamere della videosorveglianza comunale che inquadrano non l'interno ma il parcheggio e la strada d'accesso al cimitero. Probabile che abbiano ripreso il rapinatore, che potrebbe quindi avere le ore contate. Intanto tra le donne che frequentano il cimitero c'è sconcerto e paura. Vengo qua sempre con un po' di ansia, questo sì, perché comunque è un posto già di per sé che porta un po' di malinconia, e quindi quando vengo qua da sola, sì, vengo qua sempre con paura un po', ma non dei morti, dei vivi. Non c'è più limite a niente. Se succede alle 10:30 di mattina, figuriamoci alle 7 di sera, 8. Ma si può vivere così? Ex insegnante al collegio Barbarigo, animatore nelle parrocchie del Padovano, un 37enne della provincia di Treviso è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale aggravata su 7 minorenni, tra loro un 17enne cui doveva fare da padrino di cresima. Abusi su 7 minorenni avvenuti tra il 2017 e il 2026, approfittando del suo ruolo di insegnante di religione al collegio Barbarigo di Padova e animatore parrocchiale. Un 37enne originario del Trevigiano è stato arrestato dalla squadra mobile della Città del Santo e posto ai domiciliari. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal GIP di Padova Laura Alcaro su richiesta del pubblico ministero Sergio Dini. L'accusa è quella di plurimi episodi di violenza sessuale aggravata. L'indagine è scattata dopo il racconto di un 17enne a marzo scorso. Avrebbe subito gli abusi durante un fine settimana trascorso fuori regione. La confidenza a un altro insegnante a cui ha raccontato l'amicizia tra il professore e la sua famiglia.
tanto che di lì a poche settimane avrebbe dovuto fargli da padrino di cresima. Gli accertamenti condotti dagli investigatori hanno portato a individuare altri minorenni, ragazzini e ragazzine, oggetto delle sue attenzioni. Acquisita la fiducia loro e delle famiglie, ne approfittava per scambiare baci ed effusioni. Non facile quindi per le giovanissime vittime farsi forza e denunciare, tanto più che i ragazzi erano in genere colti di sorpresa dalle mosse inaspettate e repentine del 37enne. Atti sessuali perpetrati negli ultimi 9 anni. Venerdì l'arresto su richiesta della procura alla luce non solo del quadro accusatorio, ma anche del rischio di reiterazione dei reati contestati. E a proposito dell'arresto del 37enne, poco fa in una nota la diocesi di Padova precisa che l'uomo non ha più ricevuto incarichi di insegnamento di religione cattolica in alcuna scuola statale e paritaria dal 1° settembre del 2023. A seguire gli è stata formalmente e definitivamente revocata dall'ordinario diocesano l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Ed ora la tragedia delle Maldive. Atterreranno questa sera a Malpensa dopo le 20 italiani, tra loro anche il trevigiano Stefano Vanin, che erano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai 5 submorti durante l'immersione in grotta, e dei quali è stato recuperato solamente il corpo del padovano Gianluca Benedetti, mentre ieri un soccorritore locale ha perso la vita a sua volta tentando di raggiungere le altre vittime. Intanto è stato reso noto che la squadra di specialisti in arrivo dalla Finlandia per raggiungere le profondità in cui si trovano i 4 dispersi effettuerà domani la prima immersione. Il team, già arrivato alle Maldive, ha impiegato la giornata di oggi per pianificare il lavoro in collaborazione con le unità locali e settare le attrezzature. L'ipotesi è che i corpi si trovino nella grotta, meta dell'esplorazione subacquea. Sconcerto tra Marostica e Pianezze nel Vicentino per il ferimento di un 35enne durante un gioco pericoloso. Un gruppo di amici che in Valle San Floriano sparava ai cartelli stradali, ma accidentalmente un colpo ha raggiunto l'uomo all'addome. L'uomo è papà di 2 bimbi. Un fatto grave è avvenuto nella nostra comunità, un appartenente alla nostra comunità. Un fatto evitabile e un'imprudenza assolutamente censurabile. Spari per gioco ai segnali stradali, ma qualcosa è andato storto e un colpo è partito per sbaglio in direzione di un 35enne di Pianezze che, stando alla ricostruzione dei fatti, faceva parte dello stesso gruppetto che a Valle San Floriano, a Marostica, lungo una strada non lontano dal centro abitato, stava utilizzando la pistola. L'uomo colpito all'addome si è accasciato e subito un amico che era con lui l'ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Bassano del Grappa, ma le sue condizioni sono risultate più gravi di quello che potevano sembrare inizialmente e i sanitari ne hanno disposto il trasferimento al San Bortolo di Vicenza. Adesso la cosa importante e fondamentale è poterlo riabbracciare, quindi confido nelle attività dei medici, degli infermieri, delle nostre strutture ospedaliere, perché con le loro capacità riescano a salvarlo e a riportarselo sano e salvo nella nostra comunità, e quindi poi lo riabbracceremo. Sul caso indaga la polizia per accertare una serie di elementi: di chi fosse l'arma utilizzata impropriamente all'aperto e la dinamica del ferimento della vittima, un gioco che poteva sfociare in un dramma. Il sindaco esprime vicinanza al 35enne, padre di 2 bambini in tenera età, e alla famiglia, ma allo stesso tempo lancia un monito. Le imprudenze vanno evitate. Un 22enne di Roncada è rimasto coinvolto a mezzogiorno in un grave incidente stradale sulla strada che da San Michele al Tagliamento conduce a Bibione sul litorale veneziano. 4 i mezzi interessati, 3 moto ed un'auto. Il gruppo di Centauri era in fase di sorpasso quando una delle moto si è scontrata con un'auto andando ad invadere la corsia opposta. Ad avere la peggio un 29enne di San Donà di Piave, trasportato con l'elicottero all'ospedale di Mestre, mentre il 22enne trevigiano è stato accompagnato in ambulanza a Porto Gruaro. Illeso il terzo motociclista, un 50enne di Padova, come pure il conducente della macchina finita nel fossato, è un 31enne di Mussolente. Sul posto, oltre al SUEM e ai vigili del fuoco, anche polizia locale e carabinieri. Atti vandalici ai campetti da calcio e alla casa del giovane di Paese. La parrocchia di San Martino Vescovo ha deciso di chiudere. Ieri sera un'assemblea con le famiglie per cercare una soluzione.
Atti vandalici e danneggiamenti, la parrocchia ha deciso di chiudere i campetti e gli spazi esterni della casa del giovane. Siamo in centro a paese, la parrocchia è quella di San Martino Vescovo. Il cartello affisso al cancello lascia poco spazio alle interpretazioni. Comportamenti non adeguati e danni hanno costretto alla chiusura per evitare che questi fatti continuassero. E poi l'invito a non scavalcare la recinzione. È questo uno dei comportamenti, scrive la parrocchia, che dicono mancanza di rispetto per il luogo e per chi lo offre e ci scoraggiano a riaprire. Ma c'è anche spazio alla speranza di poter riaprire presto. Per questo sabato pomeriggio c'è stato un incontro con le famiglie, un'assemblea aperta a tutta la cittadinanza per spiegare quanto successo ed aprire una riflessione condivisa. Gli spazi, inaugurati a fine 2024, gratuiti ed aperti a tutti i ragazzi, sono stati recentemente oggetto di gravi episodi: bagni danneggiati, vetri rotti, scritte oscene. È una cosa seria e importante, perché ci sono stati proprio degli atti molto gravi, per cui hanno preso questa decisione. Abbiamo preso, perché anch'io faccio parte della comunità, di chiudere, e adesso si spera di riaprire. Attraverso il confronto si cerca una soluzione con la comunità, come ci racconta una mamma che ha partecipato all'assemblea. È stato un bel momento di comunità e ognuno ha portato la sua idea, le sue preoccupazioni e la sua idea per poter riaprire, e verrà valutato come riaprire. Siamo preoccupati, però siamo anche convinti che facendo comunità e alleandosi fra adulti, fra genitori, si possa anche venirne fuori bene, insomma. A Fossò nel Veneziano ora con le immagini che ci ha inviato un telespettatore che ringraziamo. Intorno alle 17 si è scatenato un incendio in zona industriale, a fuoco il deposito di materiale elettrico della Aiki. Un denso fumo nero visibile a chilometri di distanza si è elevato in cielo. In via precauzionale il comune ha invitato i residenti a tenere le finestre chiuse e ha allertato l'ARPAV. Sul posto 4 squadre dei vigili del fuoco che sono riusciti a contenere le fiamme evitando che si propagassero. Nel capannone, essendo domenica, non c'era nessuno al lavoro. Le cause dell'incendio sono al vaglio. Sul posto anche la vice sindaca Susanna Calore. A Villorba ora con 6 alloggi per accogliere donne in difficoltà insieme ai loro figli, una scelta di civiltà, dice il sindaco Soligo. Alloggi completamente riqualificati dal comune e destinati all'accoglienza di donne in difficoltà e dei loro figli. Si inserisce nel progetto denominato Stay Safe in a Good Place, l'iniziativa intrapresa dall'amministrazione di Villorba. Un'azione pratica, concreta, per nulla scontata viste le risorse a disposizione degli enti locali, intrapresa a favore di chi cerca di lasciarsi dietro le spalle situazioni di difficoltà, anche di violenza. Una scelta di civiltà la definisce il sindaco Francesco Soligo. È un progetto innovativo, un progetto dove si tende a dare una seconda possibilità a donne fragili con minori. Sono 6 alloggi per un totale di 16 utenti. È un progetto che è stato condiviso con dei fondi PNRR grazie anche all'ambito Treviso Nord. L'inaugurazione degli alloggi nei giorni scorsi, le immagini sono volutamente generiche per evitare di rendere riconoscibili queste abitazioni e la zona in cui si trovano, appartamenti già abitati che restituiscono a queste persone tranquillità e un futuro. Sono alloggi temporanei, è una co-housing dove si permette a donne con fragilità e con minori di integrarsi nella vita sociale. Non si è trattato di un investimento da poco. Per recuperare l'immobile comunale, trasformandolo in 4 mini appartamenti e una casa bifamiliare, sono stati impiegati 790.000 euro, di cui 80.000 del comune e gli altri, come detto, derivati dai fondi PNRR. Il progetto è realizzato in collaborazione con le cooperative sociali La S e Una Casa per l'Uomo, che affiancano le donne che trovano qui una nuova sistemazione con un'equipe di professionisti. Non solo accoglienza abitativa quindi, ma un supporto a 360 gradi. Un modo per integrarsi appunto in una nuova società e prendere un altro percorso di vita. Ed ora torniamo a Treviso con la carica dei 16.000 runner che oggi hanno pacificamente invaso la città per la terza edizione della DJ10. Confermato che la manifestazione farà tappa a Treviso anche nel 2027. Sport e festa con il tutto esaurito.
16.000 di corsa in festa per la terza edizione a Treviso della DJ 10, manifestazione firmata da Radio DJ e ideata da Linus, anch'egli impegnato nel percorso di 10 km dal palco. L'annuncio che la corsa tornerà anche nel 2027. L'anno prossimo tornerete ancora a Treviso? La gara sicuramente sì, io non penso perché credo che morirò tra poco, quindi ricordatemi. Com'è andata? Bene, bellissimo, fantastico, grazie. Fiatone ed entusiasmo anche per il sindaco Mario Conte. Fatica! Ragazzi, che dura, ma che bello, che bello. Grazie a tutti i partecipanti, grazie a Radio DJ. E ci rivediamo l'anno prossimo. Adesso prendo un po' di fiato, però che bello, grazie. Riavere la DJ 10 anche l'anno prossimo è un grande risultato per la città. Vuol dire che dobbiamo allenarci, io un po' di più, loro sono già a posto, però vuol dire poter organizzare una programmazione sportiva, turistica importante. Ricordo che l'anno prossimo a giugno ci sarà anche la Triveneta agli Alpini, Treviso in Rosa, DJ 10, insomma diamo continuità a questi eventi che portano valore aggiunto al territorio, fanno parlare della città in modo estremamente positivo. Ricordo che Radio DJ è da mesi che parla di Treviso e continueranno a parlare di Treviso per merito dei trevigiani e della città. E la corsa sembra essere uno degli sport più apprezzati dalla politica cittadina, maggioranza e opposizione. Bene, è una bella manifestazione, molto divertente, già la seconda volta e ci divertiamo sempre. La vedo bene, neanche sudato qua. Mi piace molto correre, quindi insomma ci si diverte. Guarda, ma non corre il vice sindaco e assessore allo sport Manera. Non ho appeso le scarpette al chiodo, ma giustamente correva il sindaco e bisogna essere pronti in caso di qualche emergenza per risolvere i problemi della città. Però io corro e correrò il prossimo anno. Applausi e selfie per la showgirl Giuliana Moreira. Bellissima, meravigliosa, poi oggi ci ha regalato questo sole pazzesco, è un popolo meraviglioso, io ho delle discendenze del Veneto, Calegari, quindi io sono a casa. Un successo con i due percorsi da 10 e 5 km che hanno attraversato il centro storico di Treviso, regalando ai partecipanti alcuni degli scorci più belli della città. E Treviso ha retto la carica dei 16.000, nonostante la chiusura del PUT e dei parcheggi, grande impegno per polizia locale e forze dell'ordine. Chiusura attuata, ma per ora non abbiamo riscontrato criticità. Siamo in servizio con un bel numero di personale e a disposizione anche per gestire invece le emergenze di transito. Sono a Treviso! Corsa e divertimento, le voci dei runner che oggi hanno partecipato al DJ 10. Vediamo. È stato un bellissimo evento, per fortuna però avevo tutti i miei amici che mi hanno aiutato a spingere. Da dove venite? Da Bassano. Arrivano da tutto il Veneto ma anche da fuori regione i runner che hanno partecipato alla DJ 10. Fatica, divertimento ma anche inclusione, perché nello sport non ci sono barriere. Questo è un esempio bellissimo, ok? Siamo tutti contenti, tutti felici, Treviso meravigliosa. Siamo un gruppo senza pensieri, soltanto per divertirci, facciamo tutta l'allegria e sono dei ragazzi fantastici quelli che ci spingono, hanno un cuore enorme che sono proprio da ammirare e io sto vivendo una seconda vita con loro. Locali strapieni, dopo la corsa, Cicchetti e Spritz vanno a ruba. Benissimo, in compagnia è sempre bello. Giornata meravigliosa, evviva, ciao! Sosta al Plateatico anche per due delle assessore della giunta comunale. Le assessore non hanno corso. Le assessore quest'anno non hanno corso, però hanno aspettato tutti i podisti, e Linus in testa, il nostro sindaco, qui all'arrivo per festeggiare insieme. Non sono proprio brava a correre, non ho resistenza, però ci tenevo ad esserci perché è una giornata importante per la città, 16.000 persone che hanno invaso la città di gioia, colore, musica e divertimento grazie a Radio DJ per aver scelto di nuovo Treviso. Di corsa anche il gruppo di Antenna 3. Stamattina assonnati ma carichi, è bello vedere Treviso così, è bello portare a casa questo risultato, la 5 km per noi, la 10 per Francesca. Francesca è l'unica che ha corso 10 km. È stata un'impresa, ma è stato veramente bello passare per le vie al centro di Treviso, veramente una favola. È stata dura, però è soddisfacente alla fine. Ci siamo presi la carica durante la corsa e alla fine ce l'abbiamo fatta. È andata benissimo, abbiamo fatto la 5, anche se abbiamo la maglietta della 10, però è stata una bellissima esperienza. E adesso ristoro
L'avevo meritato. Benissimo, benissimo, un bel giro per Treviso. Anche i sessantenni ce la fanno. Anche i sessantenni ce la fanno. Ed ora la gara nazionale degli istituti alberghieri ospitata all'Alberini di Villorba. Il Veneto conquista il titolo di miglior istituto con il Maffioli di Castelfranco. Ancora un grande applauso per Linda. Bravissima. Un sorriso emozionato, il trofeo stretto tra le mani e la soddisfazione di chi ha trasformato passione e studio in un successo nazionale è Linda Poloniato, studentessa del Maffioli di Castelfranco Veneto, una delle protagoniste assolute della gara nazionale degli istituti alberghieri 2026. Sono molto emozionata, so di aver lavorato tanto e è un bel traguardo, è un grande onore perché dimostra il mio impegno, quanto ho lavorato in questi mesi di lunga preparazione e sono veramente orgogliosa di quello che mi sono portata a casa stasera. Nella splendida cornice di Villa Corner della Regina a Villorba si sono sfidati studenti provenienti da 23 istituti alberghieri italiani tra cucina, sala bara e accoglienza turistica. Noi dobbiamo distinguerci e dobbiamo distinguerci verso l'alta qualità. Non possiamo fare concorrenza a un mercato turistico di bassa qualità perché questo non può essere il futuro di questo paese e quindi la scuola diventa il motore fondamentale di questo cambiamento. Una competizione ad altissimo livello fatta di tecnica, lingue straniere, creatività e professionalità. A conquistare la categoria sala bara e vendita è stata nuovamente Linda Poloniato, che ha fatto incetta anche di premi speciali per il miglior servizio di sala, la degustazione e la tecnica bar. Successo anche per Sofia Nembrini e Linda Salvetti dell'Istituto San Pellegrino Terme, vincitrici rispettivamente nelle categorie enogastronomia e accoglienza turistica. E alla fine arriva anche il riconoscimento più prestigioso miglior istituto d'Italia all'Ipseoa Maffioli di Castelfranco Veneto. È una soddisfazione che mi riempie l'animo e il cuore di soddisfazione sia per i risultati che hanno avuto i ragazzi sia per quello che guadagniamo noi come istituto Maffioli, che puntiamo sempre all'eccellenza e a lavorare sui ragazzi, sui loro sogni e sulle loro soddisfazioni e quindi doppiamente contento prima di tutto per loro e poi per il nome che portiamo avanti come istituto. Un risultato che premia studenti e insegnanti ma anche il valore della formazione alberghiera veneta, sempre più punto di riferimento tra tradizione, ospitalità e nuove competenze. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Marca classica, successo per la 9ª edizione della corsa promossa da ACI Treviso, tra i panorami più suggestivi della marca. La gara è proprio molto combattuta, molto tecnica, quindi è apprezzata perché sicuramente il nostro parterre di piloti, di concorrenti sono tra i migliori. Centri storici e scorci suggestivi. Con la 9ª edizione di Marca Classica, la corsa organizzata da ACI Treviso, la passione per le auto storiche si è fusa con la bellezza del paesaggio. Gli equipaggi partenti sono 50 per quanto concerne la Marca Classica, quindi la gara di campione italiano, e 22 per la turistica. Tutti i top driver, quindi è una iniziativa che riscontra tanto successo a livello nazionale, ci fa piacere. 6° appuntamento del campionato italiano regolarità autostoriche, equipaggi pronti a una competizione ad alti livelli che, partita dal BHR Hotel di Quinto, ha toccato Castelfranco per poi risalire verso la Pedemontana dal Molinetto della Croda a Follina. Il percorso è sempre bello, sempre molto tecnico, è bellissimi paesaggi, quindi ci ritorneremo. Immatricolata nel 29 in Australia, perché la Regina a quel tempo dava ai suoi funzionari questo tipo di macchina, poi dopo è venuta in Olanda e io l'ho presa in Olanda 10 anni fa e adesso mi sto divertendo qui nelle colline
di Valdobbiadene, poi faremo la 1000 miglia. Queste sono iniziative che attraverso lo sport puntano molto sulla valorizzazione in questo caso della marca trevigiana, non solo dal punto di vista turistico, quindi paesaggistico, ma anche dal punto di vista culinario, perché tutti gli equipaggi hanno giustamente il diritto e anche il piacere di poter gustare nelle pause qualche piatto tipico. Sappiamo che questi poi torneranno qui a Treviso, mogli, famiglie, figli, famiglie e quant'altro, per godersi magari in un momento di futura tranquillità anche la bellezza della marca trevisana. La vittoria è andata all'equipaggio della Fiat 514 Sport del 1930, costituito dai piacentini Gianmario Fontanella e Giovanni Scarabelli, e già si pensa all'edizione numero 10. Abbiamo già parlato con il Comune di Treviso, vedere di riuscire a fare la Power Stage in centro, stiamo mettendo insieme tantissime cose per fare una 10ª edizione molto importante, da ricordare come le altre, magari anche un po' di più delle altre. Ed ora la storia di Nicolò Mandruzzato, 22enne moglianese, in viaggio in moto verso Capo Nord in ricordo dell'amato nonno Franco. Io vorrei essere lì il 26 maggio, la data è proprio perché mio nonno è venuto a mancare quel giorno ed è per rendergli omaggio in realtà. Nicolò Mandruzzato, 22 anni, domenica 10 maggio è partito da Mogliano in sella alla sua moto. Davanti a lui 12.000 chilometri per raggiungere Capo Nord il 26 maggio, anniversario della morte di nonno Franco. Perché se Nicolò ha deciso di intraprendere questo viaggio lo deve proprio al suo amato nonno. Aveva 14 anni, guidava il suo primo cinquantino quando inizia a maturare questa avventura. E io guardavo però sti video su YouTube, sui social, di gente che prendeva la moto e viaggiava, e fatalità guardavo questo viaggio e mio nonno aveva visto che lo guardavo e ti ci porto, e da lì è nato tutto in realtà. Nicolò ci parla dalla casa di un connazionale che gli ha aperto le porte della sua abitazione di Malmo in Svezia. Prima di partire è stato salutato dagli amici che hanno lasciato una dedica sul serbatoio della moto perché si senta meno solo in questo viaggio che sicuramente ha colto tutti di sorpresa, ad iniziare dalla sua famiglia. Mia nonna ha fatto un colpo in realtà, non sono tanti chilometri, era preoccupata, un po' tutti i miei familiari in realtà. Però sì, si fa per una cosa bella, quindi va fatta. A guidarlo il ricordo di nonno Franco e la solidarietà. Racconterà sui social con video e foto il viaggio per raccogliere fondi a favore di Advar. Quando è venuto a mancare mio nonno, io ho questa scena impressa proprio di un'infermiera che aiuta mio nonno. Questa persona era veramente umana e io ho proprio impresso questa roba nella testa e ho detto, loro hanno veramente aiutato mio nonno. Poco prima in realtà di decidere di partire ho chiamato l'Advar e ho spiegato un po' il tutto. Abbiamo scelto di aprire una raccolta fondi. La musica ora torna a Treviso, il Festival del Jazz dedicato quest'anno a Miles Davis. Onde sonore nel solco di Miles. Nel centenario della nascita di uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi torna a Treviso la Festival del Jazz con la 12ª edizione del festival che dal 23 al 31 di maggio porterà in città grandi artisti italiani e musicisti internazionali, produzioni originali e giovani talenti. Il festival, diretto da Nicola Bortolanza, anche quest'anno crea un appuntamento diffuso con eventi che dialogano con l'intera città. Tra l'Auditorium Sant'Artemio ed il Teatro Mario del Monaco si alterneranno musicisti molto noti nel panorama italiano ed internazionale come Fabrizio Bosso e Francesco Cafiso, ma il festival si caratterizza anche per il programma multidisciplinare ed il coinvolgimento delle nuove generazioni. Non mancano eventi collaterali dedicati ai più piccoli ed il coinvolgimento dei locali pubblici della città, con Jazz and Food dedicato quest'anno alle proposte del jazz al femminile, e la musica dei teatri animerà strade e piazze di Treviso.
Venezia ha celebrato oggi la festa della Sensa, la cerimonia a Palazzo Ducale con la consegna dell'anello dogale del gemellaggio, preludio al momento più atteso della giornata. Il corteo acqueo fino alla bocca di porto del Lido per il rito dello sposalizio del mare. Davanti alla chiesa di San Nicolò la formula di rito: noi ti sposiamo, mare, in segno di vero e perpetuo dominio. Dopo il lancio dell'anello dogale, la corona d'alloro deposta in acqua in memoria di tutti i caduti in mare, con l'accompagnamento dell'alzaremi e le note dell'inno di San Marco. La festa è proseguita con la celebrazione della messa dell'Ascensione presieduta dal patriarca Francesco Moraglia. Un appuntamento ora lunedì 25 maggio alle 18:30 in Sala Guadagnina, Palazzo Rinaldi. Il politologo Vittorio Parsi presenterà il suo libro Contro gli imperi, il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale, un appuntamento nel quale il professor Parsi dialogherà con l'ex direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Un rapporto stretto quello di Parsi con Treviso e con l'azienda sanitaria, all'ospedale Cafoncello, dove nel dicembre 2023 era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al cuore che gli salvò la vita. Ed ora una notizia di sport, tennis, con Sinner che ha vinto a Roma questa sera gli internazionali 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero 1 al mondo supera Ruud in 2 set. Il Presidente della Repubblica ha consegnato il premio, una festa che parla anche un po' trevigiano, con il trevigiano d'adozione Adriano Panatta e con un brindisi a base di Prosecco DOC. E siamo giunti alla rubrica, alla consueta rubrica dedicata alla nostra storia della domenica. Andiamo a Salgareda nel maggio del 1987, quando una nostra troupe andò a riprendere gli ultimi preparativi per uno degli appuntamenti più attesi della Marca e in Veneto, uno degli appuntamenti dedicati agli aerei. Vediamo. Aviosuperficie di Salgareda alla vigilia del 4º Aeromeeting internazionale Acrobati del Cielo. Siamo andati a sbirciare cosa poteva offrire il giorno prima di un appuntamento così importante e la nostra curiosità non è stata tradita. Non che fossero già arrivati i pezzi pregiati, come ad esempio le Red Arrows della Royal Air Force inglese, la prestigiosa pattuglia che quest'anno effettuerà l'unica esibizione a Salgareda. Diciamo che, malgrado tutto, abbiamo trovato lo stesso quello che cercavamo: brivido e spettacolarità. Prima un numero fuori programma, questo duetto fra aereo ed elicottero, una autentica leccornia, così ci hanno assicurato gli addetti ai lavori. E poi i numeri di Vincenzo Soddu, pilota delle Alpi Eagles, le frecce tricolori civili, che ha anticipato in esclusiva per le nostre telecamere qualche esercizietto facile facile. Io ho fatto solamente un decollo con 2 o 3 manovre, giusto per visualizzare i riferimenti al terreno, quanto la prova generale la facciamo domani mattina. E poi la manifestazione domani pomeriggio, chiaramente. Ecco, abbiamo visto ci è passato a 3-4 metri, bisogna avere un bel fegato anche per rimanere sotto, ma anche per andare su, mi pare. No, non è questione di fegato, è questione di essere abituati a fare determinati tipi di manovre. Non c'è niente di rischioso, ci vuole tanto allenamento, ecco, non si può improvvisare indubbiamente. Diciamo che quest'anno è particolarmente grosso, infatti siamo, oltre che nel calendario internazionale, anche, diciamo così, abbiamo la gradita presenza delle Red Arrows, unica esibizione in Italia su 116 circa che ne hanno al mondo. No, non so cosa abbia fatto scattare, diciamo, questa mola per far sì che i Red Arrows scegliessero Salgareda, un ridente paesino del Trevigiano. E mentre facciamo vedere qualche altra anticipazione, ecco i 2 aerei Cap 10 e 20 dell'aeronautica francese e Keep de Voltige dell'Armée de l'Air, diciamo anche che domani sfileranno gli F4, gli F10 ed i F15 supercaccia americani, gli F104 del 51esimo Stormo e aerei storici come ad esempio il Fiat G46 ed il Texan T6.
Per gli appassionati un appuntamento quello di Salgareda da non perdere. Per tutti gli altri, profani di volo e di piroette, uno spettacolo da risognare di notte. Intanto vi lasciamo con un'altra straordinaria esibizione, roba da infarto anche per i nostri collaudati operatori. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento con le previsioni del tempo. Arrivederci.